Jesolo, con la sua vocazione internazionale, vede un evento come il Festival della Geopolitica un evento fondamentale. Un evento fondamentale per quali ragioni? Sicuramente per sdoganare Jesolo, che è il fulcro, il perno, la perla di quelle che sono le località turistiche italiane, è la settima città più visitata d'Italia, ha un bacino di presenze annuali molto importante che si aggira intorno ai 5 milioni e mezzo, 6 milioni di presenze, quindi è una città multietnica, è una città che ovviamente accoglie una miscellanea di popoli, di gente da vari paesi europei. Questo ci fa ben sperare che continui poi nel tempo. Ovviamente eventi come il Festival Geopolitica fanno in modo che questa città prenda lustro, prenda luce e ovviamente dia anche un ritorno in ambito sociale a quelle parti che sono impegnate per questo evento e per favorire la divulgazione di tali manifestazioni in ambito territoriale. Chiaramente tutti gli attori sono coinvolti, dagli albergatori, dalle categorie, dalle zone più rurali, perché comunque il beneficio è a 360 gradi per la città, con un risalto ovviamente in ambito europeo. La pandemia ci ha dimostrato come un qualcosa di invisibile non abbia confini, non ha dei confini fisici. Questo ovviamente lo possiamo fare anche parlando di geopolitica, quindi arrivando nelle case degli italiani grazie anche a un servizio che è ovviamente il supporto web, e cosa che prima non potevamo fare solo in presenza. Quindi benvengano eventi come questi e la città di Jesolo l'accoglierà nel tempo sicuramente. Grazie.